per me giù di una singola. La vostra mesa compaesana perché arriva da Arbenga, senti come dico a R come di Viate, credo, spero almeno. Si chiama Olinda, del cognome Didea, un bel applauso. Föra do tempo. Alla fatto una raccomandazione come il suo socio Ludusena, ma sul dialetto. Cioè non mi fasse parlare in senese, a Madito o in arbenganese. Parliamo in italiano, va bene? Ma più che altro perché, cioè poi magari lo parlo, però rischio di far ridere, allora preferisco non farlo. Allora, mi hanno detto che Olinda è un abitué di questi posti qui e di questo parco qui è. Eh sì, dunque questo è il 15° festival, mi pare di ricordare che ne ho fatti 12. Quindi E ben sono andati ben. Ben, sì. Ho vinto 3 volte, un terzo posto, insomma, diciamo che vengo volentieri. Che se difendiamo via, fino do tempo per dire cose e poi me levo? Che l'educazione che le mavio in nota è diversa da quella che l'hanno i sveni. Se può dire una cosa così, in Bellino veniva da dire. Va bene, Didea, Olinda, fino do tempo, a dopo. Desse proprio per un tempo, perché o mundo sta girando in senso inverso, usa verso proprio senso da messia, e se onesti a lei una grossa fregatura, che un po' più disgraziato morto del fame, chi doveva sbatte 4 mesi in galea senza spunti e a difesa degli sciù. Dimmi quanti delinquenti fughe in giro chi se fanno a bella vita in libertà, e invece chi se sta facendo un masso lo povero disperato senza di me, anche a me strane mettiva in castigo, poveretta quanto affamo disperare, e se anche hai saputo ci ne tanto, che subito i parenti a protestare, e l'accorso desse proprio per un tempo, perché un mondo sta girando in senso inverso, tu sei perso proprio a vita da messia, e se onesti hai una grossa fregatia, che un po' più disgraziato morto da fame, chi doveva mentre vai mi cu, chi to sbatte in 4 mesi in galea senza spunti e a difesa degli sciù. Dimmi quanti delinquenti fughe in giro chi se fanno
Olinda, idea, du tempo. Anche in questa circostanza la foto con Alessandro a firma del fotografo Fasano per immortalare la serata di ieri, ma soprattutto per ricordo, per quello che riguarda il futuro. Grazie a te Olinda. E a lui